La preghiera musulmana dell'addio unisce due religioni, cristiani e musulmani, insieme nel parcheggio della moschea di Mogliano Veneto per dare l'ultimo saluto al giovane Salim Baccas, tragicamente morto la sera prima di Pasqua mentre percorreva con la sua moto il terraglio all'altezza del comune di Preganziol. Lo schianto contro un'auto, la vita del giovane 28enne appesa ad un filo fino alla morte e alla donazione degli organi. Salim ne aveva dato il consenso quando in comune a Mogliano aveva rinnovato la carta di identità. Parenti, amici, colleghi di lavoro dei tanti bar e locali in cui Salim aveva lavorato. Impossibile non volergli bene, dicono di lui. Ogni volta che andavo da lui mi aveva con questo sorriso, sempre. un amore, un abbraccio, un cuore. Intelligente, brillante, tutto. Ma proprio tutto, cioè Tutto. la parola tutto. Una famiglia meravigliosa, perché Salim. è una famiglia distrutta, meravigliosa. A me diceva, ciao Giovanna, come stai? Me lo diceva 20 volte al giorno e mi mancherà tantissimo. La bara in legno, i fiori bianchi portati da alcuni amici, il quaderno su cui ognuno ha potuto scrivere il suo pensiero. Il papà di Salim, sostenuto dall'abbraccio di tanti, la mamma, sempre seduta, che riceve i fiori destinati al figlio. Con uno dei fratelli e il papà, Salim aveva lavorato al locale Lisca di Mestre. Da lì, sabato, era partito con la moto per andare verso Treviso, poco dopo l'incidente. I tre fratelli, insieme al padre nella moschea, hanno lavato il corpo di Salim questa mattina, un rito di purificazione, poi la preghiera privata in moschea e all'aperto quella collettiva. La fidanzata accarezza la bara e sussurra qualche parola, il pensiero amorevole di uno dei fratelli, l'abbraccio corale ad una comunità che ha perso un fratello nel fiore dei suoi anni.